Posso dire che non mi basta. Non mi basta perché Hai famiglia? sì, ho famiglia, sono sposato, 2 figli che studiano. Lavoro io in magazzino ferramenta. No, facciamo 8 ore al giorno comunque. Sì, sì, sì. Quanto prendi? 1.400. Io lavoro nel reparto vetri, quindi alziamo vetri abbastanza grandi, pesanti, tutto a mano. Ecco, noi ad esempio nel nostro reparto siamo in pochi. Storie di tanti, lavoratori del settore del legno, trainante Enrico Nord-Est, che oggi hanno scelto di scendere in piazza. Sono arrivati da ogni parte del Veneto. Troppo poco arriva nelle loro tasche a fine mese a fronte di dividendi sempre più alti per le imprese che con il legno lavorano. A confermarlo i numeri da capogiro del Salone del Mobile, in corso proprio in queste ore. Loro sono quelli che stanno dietro le quinte. Le mani e le competenze che hanno lavorato su quei mobili sono le loro. È da 35 anni che lavoriamo e questi anni qua sentiamo il peso di tutti gli anni che abbiamo fatto, perché diventiamo più vecchi, no? Con i contributi che abbiamo versato e non ci ritroviamo mai. E quella è la questione che ci posiamo. Noi lavoriamo, versiamo i tax, facciamo tutto, ma arriva questo periodo in cui non possiamo neanche arrivare al fine mese questo stipendio qua. Lo stipendio normale per chi non lavora a turni è attorno ai 1.200-1.300 al mese, se non fanno straordinario. Ed è un stipendio che non ti permette a oggi di vivere una vita dignitosa perché i prezzi sono andati alle stelle. Rinnovo del contratto che significa aumenti contributivi, distribuzione delle premialità. Andremo avanti, dicono, finché Federlegno non si siederà al tavolo con noi. Riconoscere a queste persone un'eccezionalità che è quella dell'aumento del costo della vita enorme che abbiamo avuto nel 2022, queste aziende stanno scappando ed è un atteggiamento assolutamente irresponsabile. Noi li richiamiamo alla responsabilità. È un lavoro pesante e che deve essere giustamente riconosciuto, retribuito e gratificato.